Buongiorno a tutti ragazzi, quindi aggiornamento sulle scosse di terremoto. Quindi stamattina c'è stata, anzi ci sono state due scosse, uno diciamo in Calabria e uno tra le isole Eolie e anche diciamo nel Golfo di Salerno. Quindi diciamo che sono due le scosse tra la Calabria e le isole Eolie, ma anche nel Golfo di Salerno, quindi anche qui da me. In effetti la prima è stata registrata alle 6:27, quella tra le isole Eolie e la Calabria, ed è stata registrata alle 6:27 magnitudo 3,7. Fortunatamente è stata molto profonda, quindi 229 km, quindi perlomeno non si sarà sentita. Quindi invece l'altra scossa di terremoto di magnitudo 3 è stata registrata poco prima delle 5:52 di stamattina nel Golfo di Salerno, quindi una profondità di 34 km. Non si segnalano lo stesso danni a persone o cose. Quindi poi come sempre sono andato a vedere sull'INCV per vedere le scosse che ci sono. Ci stanno diciamo varie scosse, quindi c'è stata una nel Tirreno meridionale di 3,7 come avevo detto io alle 6:27, poi c'è stata uno, quella lì alle 5:52 nel Golfo di Salerno, poi 1,4 Perugia, 2,4 Scillato che è Palermo, e poi sempre le altre scosse ragazzi sempre nel Tirreno meridionale. Quindi poi l'ultima scossa è stata a Norcia alle 6:51, quindi queste sono le scosse che sono diciamo registrate in Italia. Quindi poi vorrei vedere a livello mondiale sull'SMC, vediamo che cosa dicono qua, vediamo a livello mondiale che cosa ci sta. Allora, eccolo qua, in effetti Indonesia, il Mediterraneo, poi Cile, Argentina, Cayman, quindi diciamo sembra terminata la cosa di Porto Rico e Turchia, quindi non ne vedo scosse perlomeno, no, eccola qua, Turchia, sì, ci sta una sola di 4,6, quindi pare che Porto Rico invece no, perlomeno non ci stanno fino a mo' quelle di Porto Rico, quindi sembra che si sia calmata un po' la situazione. Quindi ricordiamo ragazzi, doppia scossa di terremoto in Italia, tra Calabria e Isole Eolie e nel Golfo di Salerno. Quindi la prima di 3,7 stamattina alle 6:27 in mare tra le Eolie e la Calabria, la seconda nel Golfo di Salerno alle 5:52 di magnitudo 3. Quindi ragazzi vi auguro buona giornata e come sempre ci aggiorniamo con le notizie, terremoti e tante altre diciamo news. Quindi buona giornata a tutti e ci sentiamo al prossimo video. Buona giornata.